Va ora in onda Filo Diretto. Io sono ancora commosso per questo intermezzo di Glenn Gould. Una volta vuoi mettere Handel, vuoi mettere un bel clavicembalo che pulisce l'orecchio. Guarda, no, mi hai pulito l'anima con questo meno male, intermezzo. andrò in paradiso. Davvero, grazie a Glenn Gould. Marco Pinti e Marco Bordonaro insieme per questa versione ridotta ma non meno concentrata di Rebelotti, corposissima fino alle 18. pugni non li vedete, però no, io li sento, sì, però, esatto, io li sento, e mi dice sempre Bordonaro durante le pubblicità che, come quel vecchio proverbio, no? Tu mi picchi, io non so, no, tu non sai perché, ma io sì. Lo so. Ma questa è cose che riguarda semplicemente noi due, mentre che dovrebbero riguardare tutti è quello che è successo ieri sera alla bella trasmissione di Rai 3, anche nota come Ballarò. Sentiamo un breve stacco di Pina Picerno, del PD, che insomma esibisce questo scontrino da 80 euro e comunica al mondo libero che un italiano, una famiglia può vivere 2 settimane con una spesa da 80 euro. Ma sentiamo l'audio di Ballarò di ieri e poi sentiremo le vostre opinioni. 80 euro. Cosa è successo? Che l'onorevole Picerno ha detto: beh, vi lamentate tanto, ma con 80 euro una famiglia fa la spesa 2 settimane. È stata molto attaccata per questo. È stata molto attaccata perché hanno detto: beh, non ha mai fatto la spesa la Picerno. Ora vediamo se si fanno la spesa con 80 euro o no. Guardate il cartello 18 intanto. Come funziona? Riguarda lavoratori dipendenti, Cocopro, borsisti, con redditi tra gli 8.145 e 26.000 euro lordi, e verrà erogato automaticamente dai sostituti di imposta. Ecco, tra poco sentiremo proprio l'elenco della spesa della Picerno, con cui si propone la ricetta del PD per vivere 2 settimane con questi 80 euro. Tra poco Floris riceverà lo scontrino dalle mani della Picerno, che lo sventolerà, capito, come la grande scoperta, leggerà, e voi diteci se si può vivere con una spesa così, una famiglia, per 2 settimane. Ecco, riapriamo l'audio. Conservatori di cui parlavamo prima, l'asse di ferro Grillo-Berlusconi, Gattopardi della politica italiana. Poi siamo passati alla definizione di mancia elettorale. Poi i renziani parlano sempre, si vede che gli dicono cosa dire. È una roba incredibile, hanno veramente una forma menti sì. Proprio una roba, uno stampino, cioè sì, sì. Roba... Ecco lo scontrino. Adesso lo dimostra, diciamo, cosa ci si compra. Ha speso 80 euro. Cosa ci si compra con 80 euro. Sentite l'elenco della spesa. Io parlavo
perché c'è stato anche allora, 3 una... litri di latte, baguette in quantità 5 industriale. baguette, insomma, lo guardo, 3 chilometri di Filetti scontrino. d'acciuga, fettine scelte, macinato, bocconcini, insalata alla Mangiano zucchero, il gatto, sacchettino bocconcini. Esatto, ma mangiano solo pane e acqua. Un vasetto di Nutella, lusso. Delle marche di biscotti, 8 Biscottini. pacchi di spaghetti, pure buoni. Hai capito? Italiani, mangiate gli spaghetti, non rompete i coglioni. Salse, uova, pennoni, canneroni, carote, salmone, parecchio salmone. Parecchio, ma tonnellate di salmone, marcio. I per hot dog, gli hamburger, pollo, spinacina, bevande rosse, zucchine sfuse, lo stracchino, pomodoro, conto finale 80,02, ci ha messo 0,2 di suo, diciamo. Esatto, Anche Tarallucci. Questo serviva, diciamo, È l'applausone liberatorio della plebe romana che è abituata da circa 4.000 anni a questo tipo di trattamento, che si sentono a casa, gli lanciano pane, pasta asciutta e baguette come se piovesse. Esatto, per loro. Ecco, vogliamo vedere se anche per voi è normale quello che sta succedendo. Esatto, quanto spendete di media per fare la spesa una settimana? Diteci anche quanti siete magari nel nucleo familiare. Con 80 euro per quanto riuscite a campare, a mangiare? No, non solo mangiare, scusa, perché anche campare, perché qui tutta roba da mangiare, ma non si lavano queste famiglie. No, ma poi il gas, la carta igienica, l'IMU si paga. Lascia stare anche l'IMU, sì. Abbiamo già 2 testimonianze pronte, scattanti. Potete telefonarci 0266 20 35 29 oppure sms 346 64 277 56. Pronto? Pronto, eccomi, sono io. Sì, sei tu, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Luca da Treviglio. Ciao Luca. Ecco, volevo dire che questa immensa affrontata con 80 euro, tutta questa spesa non la si fa. Io sono in famiglia, siamo in 2, io e la mia compagna, quindi posso dire che non si campa più male con 80 euro. A prescindere da quello, volevo dire un'altra cosa. 10 minuti fa ho avuto una notizia che venerdì non si sente, non si riesce a sentire male, bene. Riuscite, per quanto tempo riuscite a vivere con 80 euro alla faccia della Picerno, e con 80 euro che tipo di spesa potete pensare di fare? 4 ore, cioè, ma al di là se di hai 3 figli, ma sì, 4 ore, questo, pannolini, quaderni, libri, penne, matite. Vuoi fargli fare uno sport o deve stare a casa tutto il giorno a mangiare spaghetti e salmone marcio? Esatto. Questa è l'Italia che ha in mente Renzi. Pronto? Sì, ciao. Ciao, chi sei, da dove chiami? Da Bergamo, sono Paolo. Ciao Paolo. Allora, il discorso è semplice, quella gente lì, Piccella e compagni, dovrebbero capire, ammesso che ci riescano, che il problema del non arrivare a fine mese non è in quanto il costo degli alimenti, del mangiare, tra virgolette, sono tutti quei balzelli, quelle clausole che ci fanno pagare ICI, IMU, l'IVA al 23%, e tutte quelle cose lì che sono praticamente a fondo perduto, che loro prendono senza darti niente, eccetera, eccetera. Perché per quanto riguarda il mangiare, figurati se non riesci ad arrivare a fine mese con 1.000 euro, te ne prendi, voglio dire, di alimenti, ma il problema è che sono 1.000, te ne vanno via già 700 per IMU, ICI, immondizia, il gas, la luce, l'acqua, che sono a cifre stratosferiche, l'IVA che continua ad aumentare, cioè quelle cose che sono lì a fondo perduto. Tu devi dare punto e basta, perché poi per il resto quello che è l'alimento vero e proprio, a meno che sei un viziato da caviale e champagne, e allora salmone, tanto salmone è la cura. Ecco, ma nelle cose un po', anche la classica carne, che ce la fai, ce la faresti a vivere o comunque ad arrivare al classico fine mese. Non ci arrivi perché quella gente lì non l'hanno ancora capito, che sono tutte le loro tasse, i loro balzelli, la loro IVA e via dicendo, che ci ha portato alla rovina. Tutto questo perché a loro più ne incassano, più ne mangiano, e avanti così di questo passo. Comunque Pavagna libera, se siamo da soli ce la facciamo. Grazie, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sì, ciao, chi sei, da dove chiami? Armando da Udine. Ciao Armando, tu riesci a vivere con 80 euro per addirittura 2 settimane con la tua famiglia? Beh, allora parto dal presupposto che io non prenderò gli 80 euro perché prendo sui 40.000 lordi. Urca, sei ricchissimo. Esatto, da tassare. Siamo in 4. Non ci piace il salmone, però ti dico che 80 euro, e parlo solamente del vitto,
3-4 giorni, non di più, andando all'hard discount, tra l'altro, e non probabilmente dove va quella alla Coop, va dove vuole che vada, alla Coop. Modestamente, esattamente. Quindi non so, probabilmente fanno i conti un po' male, però non dovremmo neanche stupirci più di tanto. Questi sono giochi, trucchi, abracadabra della sinistra, che è sempre fatto così. Va bene, No, grazie mille. Ciao. Grazie mille. Poi c'era anche da spezzare una lancia e dire anche che non tutto il cibo è della stessa qualità, insomma, se con 80 euro magari mangi Ma sì, per mangime una per settimana, uomini. ma esatto, mangi mangime per uomini, mangi la pasta di grano tenero, Spaghetti e salmone, e vi lamentate, non sai che cosa amici mangiare. all'ascolto, ma ingozzatevi di spaghetti. Ma esatto, no, prendete un sacco di farina da 10 kg Esatto. e ci ficcate dentro la testa. Esatto. Con un imbutazzo. Sapete, mangiate per anni così, morite 40 anni. Ma che sarà mai? Esatto. Pronto? Roberto da Treviso. Ciao Robertone. Benvenuto. Allora, la signora Piterno, a parte che a me è un periodo che gli scrivo con quel sorriso da ebete che ha lei e tutte quante le altre della sinistra. Ma che sono quando parlano inquietanti. quel sorrisino lì, ebete, proprio, ho capito, compiacente. Allora, lei sicuramente le 2 settimane ti mangia con gli 80 euro. Le altre 2 settimane va a brucare l'erba, capito? Questo è la È differenza. vero, potrebbe essere una nuova soluzione. La decrescita felice. Sì. Attento, di verdura sicuramente non la mangia perché con quello che costa la verdura non conviene neanche Infatti ai non c'era la vegetariani. verdura nello scontrino. È vero, Pensarci, è vero. non c'era frutta e Perché non c'era verdura. Ma perché lei mangia erba, non mangia verdura. Sì, c'era una carota. Sì. Il regista è stato attento, c'è una C'era una carota, carota. e fateci sapere questa carota cosa fa. Sì, quanto lunga era? No, perché altrimenti nella banana mangiamo la carota. E parleremo anche di banane in Le questa... banane costano, Esatto, ragazzi. in questa puntata short. Ma adesso restiamo sugli 80 euro della Picerno. Pronto? 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 Chi sei, da dove chiami? Sono Cristina, sono io. Ciao Cristina. Ah, ciao. Chiamo per gli 80 euro. Sì, sì, certo. Io ho fatto spesa l'altro giorno. Siamo in 2 famiglie, siamo io e mio marito. Sì? Abbiamo speso 70 euro, non c'era né carne né pesce, c'erano cose Tu e tuo marito in 2? già. Perciò E non, no. non durerà 2 settimane? No, perché io ogni settimana, ogni venerdì o quello che è, vado a fare la spesa. Anzi, l'ho fatta ieri, a metà settimana devo andare un'altra volta. Di Poi sai, conseguenza non... d'altronde la gente ha questo viziaccio di nutrirsi addirittura 2 volte al giorno, no? 2, 3. Vedi, anche, questi una magnoni, volta. ascoltatori Ma magnoni. poi era anche uno scontrino astemio. Sì, uno astemio, scontrino sì, islamico. sì. C'erano i tarallucci, il C'era i vino, tarallucci, il vino no. no. Il vino no, grazie. Abbiamo per caso già un'altra telefonata, potete continuare a chiamarci, 0266 20 35 29, non scoraggiatevi se trovate occupati. Non c'è una foto dello scontrino, andiamo a vedere il suo scontrino. Pronto? Quanto? Sì, pronto? Ciao, sono Gianni, chiamo da Novara. Ciao Gianni da Novara, allora 80 euro quanto ti durano a te? Ti dirò, dipende dove vai a fare spesa, perché ricordo che l'amica del signor Berlusconi, la Pascal, Sì? aveva detto che pagava il fagiolino 80 kg, ti ricordi? Sì, Che sì, i prezzi. l'avevo Se sentita. vado da quel fruttivendolo lì, compro solo un chilo di fagiolini, è normale. Sì, sì. È normale. E per il resto io non c'ho gli 80 euro, perché sono un parlamentare italiano, quindi guadagno benissimo, non me ne frega niente, sinceramente. Sei un parlamentare? Certo. Europarlamentare, quindi guadagno 10.000 euro al mese, cosa me ne frega me gli 80 euro? Ma chi è che sei tu? No, non lo dico. Grande, l'europarlamentare anonimo. Guadagno 10.000 euro al mese, non me ne frega me gli 80 euro, scusa. Ma è la versione di Razzi del Nord. Sì, più o meno. Amico Esatto. mio. Amico mio. Bravissimo. Ciao. Mi è piaciuta. È il bello del filo Mi è piaciuta diretto, un sacco. ragazzi. È il bello del filo diretto. Pronto? Pronto, ciao, buona Padania, sono Enrico da Bergamo. Ciao. Ma ragazzi, voi proprio non capite un tubo, eh? No. Non capite che questa è la mossa per dirci che con 80 euro campi per 2 settimane, perciò il prossimo stipendio sarà di 160 euro al mese e dovremo stare zitti, schisci e andare a lavorare. È questo che vogliono la sinistra, e Renzi è il regalo che ci farà. Poi è inquietante che 2 settimane più o meno si arriva quasi al voto. Quindi gli 80 euro proprio servono per questo periodo della campagna elettorale, anche freudianamente. Ci sei ancora, ascoltatore? No, l'ascoltatore è cascato. Comunque, per la decrescita felice, incominciamo a brucare le Guarda, aiuole. è la stagione dell'aiolsino, che è un buonissimo pianta infestante
che sa di aglio, lo puoi fare in frittate, è infestante, cioè lo puoi raccogliere in giro, quindi ecco, cominciamo ad abituarci a raccogliere l'erba. Dai. Mangiamo le cortecce, sono buonissime. Ecco. Pronto? Pronto? Buonasera. Chi sei, da dove chiami? Sono Simonetta, chiamo da Busto Arsizio. Ciao Simonetta da Busto. Allora, le 80 euro è una follia. Io faccio la cuoca, per cui riesco a usare anche gli avanzi e tutto quello che rimane nel frigorifero. Assolutamente non si riesce a fare una spesa per 2 settimane con 80 euro, ma soprattutto bisogna prendere alimenti sani. E gli alimenti sani purtroppo costano, anche perché se tu mangi continuamente roba di poca qualità, c'è il rischio anche per la tua salute. E la tua salute che cosa succede? Che poi devi andare a curarti e i famosi 80 euro vanno in cavalleria. Ecco, il mio discorso è quello, cioè non hanno messo in relazione tutte queste cose. No, assolutamente, è fatta così per fare un po' di campagna elettorale sulla pelle. No, ma scherzi a parte, il cibo è la prima medicina, questo è da capire, bisognerebbe fare una battaglia seria anche da questi microfoni. Facciamola. No, ma è una cosa molto seria e anche molto, molto complicata, cioè capire come mangiare sano, ad esempio, per dire un dato, tanta pasta fatta in Italia è fatta con del grano che in verità è proveniente dall'Ucraina. Anch'io che poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non sono proprio, diciamo, né dei santi ma neanche degli incompetenti, hanno detto: se potete evitate di mangiare la pasta perché è spesso mescolata con cose nocive. Vabbè, e comunque spaghetti, cari italiani all'ascolto. Pronto? Pronto? Chi sei, da dove chiami? Buonasera. Chiamo da Treviso, sono Giuzia. Ascolta, niente, con l'80 euro che faccio ogni giorno un pranzo da Antonella e la cena lo faccio da 6, ma basta per il caffè tutto il mese. Penso che sia a posto così, Va bene, va bene. Allora, ne abbiamo qualcun altro? Sì, pronto? Pronto? Sì, chi sei, da dove chiami? Telefono da Como. Ma come ti chiami? Attilio. Ciao Attilio. Ascolta un attimo, neanche nei peggiori discorsi non riesce a fare la spesa di 2 settimane di 80 euro. Poi siccome lei è una buona parlamentare, no? Dice che con 80 euro si può fare la spesa di 2 settimane. Perché non si riduce lo stipendio di 20.000 euro e ne prende soltanto 800? Non dico 160, 800 euro al mese. Così almeno smette di fare l'occhietta. Ti voglio sentire per radio. Buona Padania. Grazie. Adesso c'è da dire che lei è laureata in scienze della comunicazione con 110 lode, con una tesi sul celiaco de Mita. Pensavo sul celiachi. E poi per vendetta sulla celiachia. Esatto. Una tesi sul celiaco de Mita, ma basta che la vorrei leggere, la tesi della TCR. Infatti, cioè, la tesi sulla comunicazione, dice, almeno così un paio di cose. Che giovane ragazza appassionante. Cioè, proprio quelle cose che da giovani, no? Quando sei appassionato della politica, la tesi su De Mita, cioè proprio quelli che nascono a incendiare e muoiono pompieri. Ecco, lei almeno non ha mai neanche io rileggo lo scontrino. Rileggi 80 euro, 3 litri di latte, 5 baguette, 2 confezioni di fette sceltissimi da 400 grammi l'una, macinato per il ragù, bocconcini di vitello, rucola, saccottini per la colazione. E non è tutto: tortellini, pane, biscotti, uova, salmone affumicato, parmigiano, passasfoglie, zucchine, mele, succhi di frutta, olio, Coca-Cola, polpa di pomodoro, trallucci. Non c'è frutta, non c'è praticamente verdura. Però puoi costruire una bomba in casa con queste cose, perché secondo me se tu mescoli tarallucci, Coca-Cola... No, poi cioè, ci sono tantissime cose che... Dentifricio? Dentifricio, bagno schiuma. Ma no, ma che tutte queste cose che adesso è lei che è una donna, assorbenti, perché diciamolo. Come fai? Cioè, poi questa roba qui quanto ti dura? 3 litri di latte, quanto ti durano? E pensa che tristezza. Ma lei ha figli, questa signora qua? Non lo so, sei tu che la stai dossierando per noi. Comunque arrivano anche gli SMS. Allora, 80 euro sono tanti, ci scrive Ezio. Si possono portare 40 cammellati a votare alle primarie del PD. Anche questa è purtroppo fa ridere perché è vero. Esatto, il tipico caso in cui fa ridere perché è vero, mentre un anonimo ci scrive: solo il PD si può vantare di avere degli elettori che lo votano nonostante la apicerno.
mentre un altro sms ci arriva da un altro anonimo che dice: la Picerno mangerà sempre in ristorante, ogni tanto 2 yogurtini a casa, 2 scatolette di salmone al gatto e gli spaghetti se li fa prima di cannarsi. Lei è musulmano. Vabbè, sai che secondo me non ci facciamo una risata. Esatto, questo è il caso. Intanto arrivano gli sms da Pietro Noseda da Varese, caro conduttore talvolta con noi, perché in 8 in famiglia 80 euro finiscono in una giornata. Ma per forza. E poi ci pone una questione in più, perché per chi è in 8 in famiglia, beh, allora forse... Parliamo anche degli animali domestici. Tu cosa spendi per la lettiera del tuo criceto? Non spendo molto, perché Richard, il mio criceto, è molto pulito e poi è molto indipendente comunque. Lui esce, fa la spesa, le sue cose, ci tiene che le compra solo lui. Sì. Paga la sua IMU. No, in questo momento è disoccupato, non scherziamo su queste cose perché... Esatto. Esatto. Comunque sì, è un intellettuale, va? Questo ne parleremo a Padania Misteriosa, mai troppo tardi per parlarne, ma dire che uno scontrino da 80 euro è facile perché non hanno detto il prezzo di ogni prodotto, infatti sarebbe da fare una verifica, perché non una commissione d'inchiesta parlamentare? Vorrei anche capire dove hanno preso e che cosa, perché scusa, ripeto, cioè litro di latte. Prendiamo le ultime 2 telefonate e poi switchiamo e cambiamo argomento. Pronto? Pronto ragazzi, simpaticissimi, mi tirate su un po' il morale. Grazie. Allora, chiamo da Milano, sono Marcella. Ciao, 80 euro, pane e latte. Voi non avete capito una cosa, ma la deputata lì, come si chiama? Pina Picerno, sembra un nome di fantasia. In campagna 2. Perché mangiando pane e latte, possibilmente magro, il pane e il latte, ti scendono, vuoi colesterolo, vuoi la glicemia. E questo il fine suo ultimo. Lei ci vuole molto bene, cioè ci vuole mettere a stecchetto, cioè ti compri una bara, poi è dentro, è finito. Ma dove vive questa gente? Dove vive? Dove vive? Questa è la domanda che lasciamo, anche questa ad Alfredo Lissoni. Prendiamo l'ultima telefonata sugli 80 euro. Pronto? Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Luca di Pombia. Ciao, sono Luca l'ultima telefonata? Sì, sei l'ultima telefonata. Allora permettetemi di fare 2 considerazioni proprio al volo. La prima, che diciamo quello che mi dà più fastidio e fa anche più schifo, è la gente che applaude a quella signora quando esterna determinate idee così, queste dabbenaggini degli 80 euro. La seconda considerazione, mi rifaccio a quella signora che parlava della qualità del cibo. Allora a questo punto mi sorge spontanea questa considerazione, che dicono sempre dietologi o dietisti o comunque chi si occupa di alimentazione, che sei ciò che mangi, quindi se mangi merda, ecco, considerazione puntini. Ciao. Citando Feuerbach, ma chiudiamo anche con Luciano da Bologna, che dice: se la parlamentare PD propone quella spesa da 80 euro a un emiliano, questo qui gli vuota la borsa della spesa in testa. Secessione. Luciano da Bologna. Lo saluto perché da Bologna Luciano, che scrive secessione io lo immagino da solo in un fortino che spara sulle persone che lo assediano di sotto. Non devi dire così che poi ti portano via. Ricordo ho detto sparare. Questa istigazione, Penti, questa istigazione. Va bene. Te lo mangi. Cambiamo argomento.
esattamente, ma la risentiamo per essere sicuri. Non mi sembra né impossibile né impraticabile, che è quella del radicale superamento degli sbarchi, cioè organizzare presidi lungo i paesi di transito che consentano a queste persone di chiedere asilo prima e senza salire su quei barconi. Diamogli la cittadinanza diretta. A tutti. Ma proprio tutta l'Africa. Lanciamo dei passaporti in bianco sulla costa nordafricana. Cioè... Che t'ha fatto il Centrafrica? Razzista. Ma tutta l'Asia. Stasera devi mangiare 100 banane dopo quello che hai detto. No, non le banane, devo mangiare la pasta e le devi baguette. spendere 80 euro in banane perché sei un bieco razzista. Allora, sentiamo da voi, dalle vostre vive voci, riaprendo le linee con quest'altro tema che volevamo condividere con voi, cioè come commentate o moderato audience di Radio Padania o moderati ascoltatori queste parole di Giusy Nicolini, ossia organizzare dei presidi che cosa sono poi questi presidi? Ma no, tu metti un banchetto in cui si mettono in coda e dici che sai fare? Vieni, prego, avanti. asilo politico, Timbra, che sai fare? Niente, vieni. Quanti sono? 800.000, prenda il numerino, mi scusi, un po' di civiltà. Facciamo il ponte, altro che sullo stretto, il ponte del Mediterraneo. Quello. Non darmi certe idee, Sarebbe il sogno proibito di un costruttore mafioso o qualche sogno proibito, il ponte sul Mediterraneo. Il ponte sul Mediterraneo, lo stretto. Attenzione, perché qualcuno potrebbe davvero prenderci io guarda, tra 10 anni lo fanno, cioè io l'ho anticipato, poi nessuno mi crederà, abbiamo una registrazione. Abbiamo una telefonata però. Abbiamo una telefonata, pronto? Ciao ragazzi, ho appena acceso. Com'è l'argomento? L'argomento è Giusy Nicolini che ha detto, che il sindaco di Lampedusa, che bisogna organizzare dei presidi non meglio specificati nel Nord Africa e praticamente dare lì loro subito lo status di rifugiato, e poi penso che la logica conseguenza sia continuare. Ma che problema c'è? Ecco, Scusa, bravo, così mi piace. Se tu vai a Napoli, chiedi i documenti, loro te ne fanno 5 o 6 di carta d'identità, alias. L'importante è una roba bella, che li adottino tutti quelli che hanno fuori la bandiera arcobaleno. Sai, li mandiamo lì loro, gli danno da mangiare, li puliscono, gli danno i loro soldi e noi qui pensiamo noi poi a vedere se sono idonei o non idonei. Ecco, tanto noi mandiamoli avanti. Se la Giusy la pensa così, sono convinto che sicuramente il sindaco di Lampedusa avrà più spazio sugli scogli per mantenerli. Va bene, vedi che piace questa idea. Non vedo l'ora di conoscere dei rifugiati. Che dicono questi ascoltatori di Radio Padania che sono così razzisti, invece sono tutti lì, stanno sbucciando la loro banana e ci stanno telefonando dicendo questa cosa qui della banana è una follia. Lasciamo perdere per ora, ma bisogna mangiare la banana per forza, che sennò sei razzista. Hai mangiato banana? Ma secondo me è tutto un grande complotto dei produttori di banane. Sì, esatto. Che hanno aumentato le vendite dell'80%. Il piano Cichita. Non volevo dire quel nome, tu l'hai detto. Sì, perché io sono parte del piano Cichita. Pronto? Buonasera, sono Margherita e chiamo dalla provincia di Bergamo. Benvenuta. Buona Padania a tutti. Io devo dire che il sindaco di Lampedusa secondo me è demenziale. Scusate la parola, si può dire? Sì, si può dire. Demenziale sì, demente no. Solo pensarlo è demenziale, pensare queste cose. Poi posso dire un'altra cosa. Sì. Io non mangio la banana con la scimmia. No. Non mangio la banana con la scimmia, sono italiana, sono bianca e ci tengo la mia identità. Anche questo avete capito, no? Non vado oltre. Va bene. Perché altrimenti siamo razzisti. Ma il bello è, questo è un filo diretto, quindi nel senso il bello è che non c'è filtro e quindi non c'è quell'ipocrisia. Sì. Perché dovete sapere che in tutte le altre radio, io ho provato, perché poi ti viene la voglia di rompere le balle al conduttore dall'altra parte della barricata, però ti prendono nome, cognome, da dove chiama, indirizzo. Invece qui ci lascia il numero della carta di credito per un fondo cauzionale e ci sono tutte delle cose. Ma poi non prendi la linea. Sai quante volte ho provato a chiamare? Ma se prendi la linea comunque c'è anche il rischio che vieni querelato se dici delle cose. Qua invece c'è l'unico filtro di Roberto Colombo in regia che gentilmente vi accoglie, e qualsiasi cosa voi vogliate dire, questo microfono è a vostra disposizione. Pronto? Pronto? Sì, chi sei, da dove chiami? Allora, mi chiamo Patrizio e chiamo da Calco. Da Calco? Dov'è Calco? Calco in provincia di Lecco. Vedi che ignorante che sono. Niente. Io non sono mai stato a Calco, va bene. Allora, posso parlare? Sì. Ecco, no, niente, volevo dire,
tutti questi rifugiati, tutte queste persone che scappano dal loro paese perché c'è la guerra. Ma noi, quando c'è stata la guerra qui in Italia, nessuno scappava, rimaneva a combattere, vero o no? Beh, insomma, tanta gente comunque scappava, ma tanti non sono scappati. I miei nonni non sono scappati. Poi bisogna trovarsi in mezzo. Non è una questione di storie personali, secondo me. Ma poi dov'è la guerra in Africa? Scusa. Beh, c'è un po' di casino, però... Dove? Beh, un po' di casino in Libia dopo che la NATO l'ha bombardata, adesso praticamente c'è un scenario post-apocalittico vabbè, si con i ricostruisce, cannibali, cioè, capito? No, non c'è quella Ci situazione. sono gli zombie. Più o meno. Ma al netto delle cause, al netto di tutto quello che volete, fisicamente 800.000 come minimo nei prossimi mesi ne stanno arrivando, e dove li mettiamo? La proposta di Giusy Nicolini, che è sottoposta al vaglio popolare delle vostre telefonate, è: organizziamo dei presidi, che io non so come siano, dei presidi lì nel Nord Africa, e diamo a tutti lo status di rifugiato, così non devono neanche più prendere la barca. Te l'ho detto, bisogna fare dei pacchi con dentro il cibo e dei passaporti in bianco. È così, non lo so. Pronto? Pronto, ciao, sono Riccardo da Brescia. Ciao Riccardo. Ciao, guarda, mandiamo giù Alfano, che è bravo a gestire i presidi. Lui è un bravo ministro che, bravo, dovesse sprofondare in mare, guarda, festeggerei, altro che, mamma mia che schifo di uomo. Parole moderate sul ministro dell'interno, che noi condanniamo fermamente, perché questa è una radio che ha rispetto delle istituzioni, comunque, della Repubblica, della Costituzione, della Corte Costituzionale, e con viva e vibrante soddisfazione. No, allora, ricordiamoci che il karma morde, come dicono il karma morde, nel senso, se fai qualcosa di sbagliato, prima o poi ti ritorna. Prima o poi ritorna. Ecco, direi che a volte ritorna. Quando la fai veramente grossa, magari... Che io dico, Alfano, sei di destra. Ma Alfano... dici che sei di destra. Alfano che cos'è? Dici che sei di destra. Vabbè, quella roba lì. Cavoli, questi dicono andiamo lì, facciamo i presidi in Tunisia. Ma è il nuovo colonialismo. Ma facciamo il vecchio piuttosto. Vado in Abissinia. Facciamo il vecchio. Andiamo, Bordo. Pensa che ruolo. Andiamo a produrci lo scatolone di sabbia. Torniamo in Libia. Viva Libia. E via. Sbarchiamo con le nostre divise, con queste belle canzoni d'operetta. Appunto, ma sai che roba. Siamo stati la prima... Lasciamola in sottofondo, è troppo bella. No. Adesso prendiamo la telefonata, ma prima dobbiamo fare... A Tripoli! Prendiamo le telefonate. Ci calmiamo. Sì, giustamente. Tripoli adesso d'amore. È stato troppo per l'ascoltatore. Pronto? Abbiamo un ascoltatore che è al vaglio. Stanno chiedendo il permesso di passare in diretta, ma noi siamo frontiere ben più malealibi dell'Australia. Pronto? Pronto? Sì, chi sei, da dove chiami? Buonasera, Fabio da Udine. Ciao Fabio. Ciao, volevo dire io che è ora di finirla di parlare di Alfani, di Renziani, di Berluschiani e di tutta sta gente qua. Noi dobbiamo fare l'indipendenza della Padania e del Friuli e del Veneto. Basta, gli italiani che si tengano le loro cose. Noi vogliamo l'indipendenza. La vogliamo. Lo vogliamo senza dubbio. Facciamola in Libia, però. Facciamo la Padania in Libia, perché tanto loro vengono qua. Esatto, noi facciamo uno scambio, là. esatto. E No, poi, il problema è quello, cioè se ci fosse una grande barriera sul fiume ma sai che forse è davvero l'unica soluzione è una migrazione di massa in risposta a una migrazione di massa. Ma io ti dico la sincera, io stavo già pensando sugli studenti fuori sede, già questa, cioè ma tutti gli studenti, i ragazzi del sud vengono a studiare a Milano, comunque al nord, facciamo il contrario, che hanno degli atenei bellissimi, esatto, facciamo una roba di questo genere, una sorta di revanchismo immigrazionista. Ci piace, non so. Prendiamo la telefonata, pronto? Sì, pronto, Roberto da Treviso. Ciao Robertone. Allora, basterebbe fare un concorso per capitani di nave, no? E che siano tutti quanti a livello di schettino. Forse probabilmente riusciremo con i nostri traghetti, quando andiamo a prenderli, forse qualcuno da qualche parte va a sbattere.
Grazie. Vediamo così. Sì, no, si affida. Noi siamo un popolo di santi navigatori. Allora, santi sono finiti. No, aspetta, mi ha appena nominato Giovanni. Abbiamo un santo. Un santo in più. Paese di un santo. Navigatori. Poeti. Mi sa che i navigatori sono più quelli libici, esatto. che Poeti. quelli lì. Poeti. Andiamo malino. Cioè c'è Van der Fros in concerto giovedì, domani sera. Gratis a Pontida. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto, ciao, sono Marco da Torino. Ciao Marco da Torino. Ciao, ascolta, io volevo dire una cosa. Qua parliamo di neri che vengono qua in Italia, però sentivo prima una signora parlare di storia, ma molte persone, quindi i nostri nonni, compreso anche il mio, però molti nonni sono nati in America, però nessuno parlava. Come mai adesso parliamo tutti, facciamo i razzisti? Una volta non era così. Bravissimo. Io dico solo questo, cioè nel senso, molta gente è nata all'estero per trovare fortuna e tanta gente ce l'ha ancora la fortuna, fortunatamente. L'America ci ha dato tanto una mano. Ma perché adesso un popolo non può venire qua a cercare fortuna? Io non dico che ognuno venga a casa, cioè non è che io ti invito a casa mia, tu puoi fare quello che vuoi, però se tu rispetti le regole di casa mia, io ti posso anche ben accettare, perché no? Allora, parliamo di le immigrazioni, e le migrazioni ci sono sempre state nella storia, però non erano di massa, cioè non è che si spostavano migliaia, centinaia di migliaia di persone, si spostavano singoli che andavano e si integravano. E sugli Stati Uniti e sull'America in generale c'è una grossa differenza. Quelle lì erano terre selvagge, incontaminate, che avevano una capacità di accogliere milioni di persone, perché era praticamente il nuovo mondo, non c'era niente, né nel nord né nel Sud America, c'erano pochissime città. Qui abbiamo una densità di 50 persone a metro quadro, cioè, mentre vi parliamo c'è un laboratorio cinese che ospitiamo. Ragazzi, ma voi quando vedete una coda in autostrada o su una statale vuol dire che è sovrappopolata quella città, cioè quando vedete delle code vuol dire che siamo troppi, e le code si vedono spesso, alla posta, ragazzi, in macchina, il treno pieno, e sono tutte persone. Il treno pieno, cioè sono persone quelle lì, non è che per sbaglio, cioè non è un problema di pelle, cultura, è un problema ormai di spazio. Esatto, cioè... perché purtroppo al momento, nonostante Renzi, le dimensioni dell'essere sono ancora 3, siamo ancora in 3 dimensioni. So che c'è il decreto, il quarta dimensione Act, però aspettiamo, quando ci sarà quella avremo tempo. Renzi secondo me ce la fa ad abbattere la quarta dimensione. Comunque io prendo spunto di quello che ha detto l'ascoltatore, ricordando... Scusami, ma non ce l'ho fatta. No, ma io ci tenevo, perché oggi avevo preso questa cosa che prima o poi vi farò questo pezzetto. Oggi non abbiamo tempo neanche oggi, ma se non per un accenno. Come sapete, nelle culture dove si parte per l'emigrazione, questa non è proprio una cosa che si fa a cuor leggero, è spesso una tragedia anche generazionale importante. E ho ritrovato il testo di Mamma Mia, dammi 100 lire, dove si sente chiaramente come la cultura da cui si parte mette solitamente in guardia colui che cerca fortuna all'estero, e in Mamma Mia dammi 100 lire la cultura di partenza lo fa in maniera ferocissima, perché dopo il ritornello famoso Mamma Mia dammi 100 lire che in America voglio andare, la cultura di partenza dice vai pure, o figlia ingrata, che qualcosa succederà. Questo qualcosa, si capisce nella strofa dopo, è quando furono in mezzo al mare il bastimento si sprofondò. Pescatore che peschi i pesci, la mia figlia vai tu a pescare. Quindi che il fatto che l'emigrazione sia una tragedia che costa vite, da questo punto di vista certamente i popoli della penisola italiana lo sanno, ma questo non vuol dire che, anzi a maggior ragione, non vogliono che si ripeta. Cioè dovrebbe essere una consapevolezza. L'immigrazione è una cosa terribile, una cosa violentissima, ma per chiunque, cioè per il meridionale che è venuto al nord, per chi è emigrato negli Stati Uniti, per chi è oggi va in Germania, va in Francia, va in Inghilterra, cioè, o va in Australia. Io non lo so, c'è una colonia di 40 persone che conosco. Sì, anch'io molti amici in Australia. Cioè probabilmente posso fare serata più facilmente a Canberra o a Sydney che a Varese. Quindi... Ed è da un certo punto di vista una tragedia, perché si svuota di futuro ma no, poi città. Si parlavo anche oggi, tutte queste persone le abbiamo sono andate a scuola a spese dello Stato. Sì, poi c'è il discorso razionale, c'è un discorso devastante se uno va, quindi non noi è esportiamo laureati e importiamo
Esatto. simpaticoni che spesso non sono neanche Intanto così. ci scrive Montalfano, il commissario Montalfano. Ecco, il commissario Montalfano che ascolta le nostre trasmissioni dice: Pindi questa istigazione, che ci facevi con Bordonaro a fare film pum e pam, le bombe terroristici. Comunque le banane che cosa c'entrano con il razzismo? Non toccate le banane a Palermo. Esatto, diceva Benigni. Mentre sentite che cosa dice Paolo Villaggio a un'altra radio, ma che cosa dice di quello che sta succedendo su questo fenomeno delle banane. Paolo Villaggio. Io sono un po' imbarazzato nel dirvi che io ho portato la banana. Una banana? Ci vuole una foto. In questo momento tutte le prime pagine di tutti i quotidiani del mondo hanno rappresentato, hanno messo fotografata la mitica banana come una rivoluzione antirazzista, come siamo tutti un scimmie. buonismo. Noi fingiamo di essere buoni, fingiamo di non essere razzisti, purtroppo. La nostra cultura purtroppo non ha ancora accettato completamente una cultura inferiore come quella che viene dall'Africa. Non è il colore della pelle, è la differenza culturale. E quello che ha morsicato la banana l'ha fatto per fame. Ma quello è un miliardario. Hai detto una cosa forte, hai detto quindi una cultura inferiore? Sì. Tu sostieni questa cosa, stai dicendo qui? No, indubbiamente non sono la grande cultura europea, dai, c'entrano. Noi buonisti, noi europei, noi sacerdoti, noi santi, anche i santi, indubbiamente hanno sempre finto di essere più buoni di quello che in realtà sono. Ricordo che io ho fatto un film di Nanni Loi Bonanima in America, si chiamava Sistema d'America e Formo, che era contro il razzismo, ma alla fine l'attore nero mi ha detto: la cosa che mi dà più fastidio è sentirmi dare la mano con finta amicizia. Cioè i rapporti con la gente di colore tuttora, tranne forse che con Obama, sono ancora un po' improntati a una leggera ipocrisia. Amen. Amen, veramente. Cioè questa va mandata in loop su tutto il palinsesto, secondo me. Ma scusami, ma se la banana è il frutto antirazzista, qual è il frutto... Il frutto razzista? Ma non lo so. Che non bisogna più mangiare. Ma domani ce lo diranno. Domani ce lo diranno. Perché oggi... Scriveteci, noi leggiamo, poi magari domani... Domani diciamo, lo leggiamo. il frutto del sondaggione. Domani ci siamo, su una super diretta che durerà dalle 15 alle 19, e quindi ci siamo, non vi lasciamo soli il giorno del lavoro, non c'è il lavoro ma ci siamo noi. Va bene? Va bene o no? Allora da Marco Pitti e da Marco Bordonaro e da Roberto Colombo dietro la regia e da Cesare Bossetti che armeggia alla porta con qualcuno che è il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli, da tutte queste persone. C'è anche una formica sul tavolo. Buona serata anche dalla formica sul tavolo. Ciao. Buona banana a tutti. Ciao. La main sur le cœur, allons ensemble découvrir ma vie.